Era il 1450. Il sole illuminava le campagne di Sant'Anastasia, un paesino ai piedi del Vesuvio. Qui, sì, proprio qui, riparati nell'ombra di un antico acquedotto, risalente all'epoca romana, si radunavano alcuni contadini e spesso si sfidavano in un classico gioco dell'epoca, denominato palla a maglio. In questo campo di erba e di terra ardevano dei ceri, posti innanzi a un'immagine, la Vergine Maria, un'immagine in colori poveri, ma viva. Perché viva? Ora ve lo raccontiamo. Spondoso, la realtà non è giù suona e si illumina sto mondo. Spondoso, ma che sponda? Stammo 1400 e rivali non si sa niente. Anzi, si dice che i prossimi imbriacuni come me diventeranno una franca insallanuta. Si troveranno a mezzo a guerra, carestie, pandemie. E poi adesso dicono che erano poveri ai tempi miei. Ma chi non hanno capito niente? Diventeranno una franca insallanuta, che pensate? Una sorella, un frate, un marito, che si dicono buongiorno ogni mattina. Anziché sono dicono la vicino, scriveranno in coppa una cosa che chiameranno telefonino. Mica vogliamo parlare, che manco vino sarà con me che succa, oi! Ehi, frate Massi! Ehi! Buongiorno! Ciao! Fratello! Tutto a posto? Guarda che ci portato, e maglie! Guarda che ci buttato e palla! Oh, e ci avessimo a fare una bella partita, che dici? Ma non sai quando con me! Perché? Oggi mi sento Come troppo in forma! Oh, caro! Frate Macca, frate Malla, avevo frito a Siru. O tempo che comincia a perdere qualcuno, noi s'appoffa delle mazzate, ma ci facciamo interessate, Anzi, posso ubriacone, sta sempre qua! Dove vai? Sto tempo che si organizzano, mettono un attimo su mazzi e fiori vicino alla madonna. Se la fummicirella la scusiamo, cioè... Un bicchierino! Sì. Il sole esame non mi sta bottigliata da posso ubriacone! Madonna mia, fammi fa conto che non ne sento. Solo bottigliato! Che lo spezzato proprio il coscio! Madonna mia, fammi tenere la pazienza. Mi si pure per la vicina, mi sei! Madonna mia, ma tu pare che non mi vuoi proprio sentire? Vabbè, vuoi dire che facciamo? Sarò elegante. Voglio con la massima eleganza. Voi permettete che interrompi questa vostra diceria con la mia altolocata filosofia? E come vanno belle Cicillo? Dici! Dici! Opina buono, insomma. Ma stai dicendo? Dici! Voi siete la chiave che in un bidone di munnezza imbracciata. Ora è stata dittata una molle in un mutandone stralabrata che si è fatta tosta, talmente tosta, giù tosta e si faccia tosta, quando vostro risultato facete per voi che hai fatto uso. È meglio che non vi rispondo, Ragazzi! Meno male! E non che non la rispondo, non la Cicillo, no! Ah sì, non l'ho letto! Piglio mai e comincio a tirare! Mamma che ti fine fa, va! Oggi? Vai! Guarda! Oh! Te la cirizza che oggi sei in forma! Ma non capitare prima del tempo! Che ti ricordo solo una cosa! A me mi chiamano Re in macchia! E io mi ricordo solo una cosa! A me mi chiamano Master in macchia! Ehi, ma là stiamo mercato e si andrà a buttare a bancarella e l'abbigliamento, sti tu imbriaco! Ma chi non sto buono? Stiamo studiando le Cici! Voi sapete che vino! E vieni a fare l'arbitro di questa partita, ma se no così non comincio a fare imbroglio! E lei bello rosito, povera qua! Io dico! Posso vedere? A dove c'è me? Non ti muovere, mettiti qua! Posso boh? Non ti muovere! Sicuro? Non ti muovere! Non ti muovere manca tu! E da che la putenza! Aspetta in bicca! Ma da che la putenza! E su di magari vedi da un buon punto sto braccio! Voglio, ma interrompere la partita, c'è stato un incidente di palla! Stiamo a interrompere la partita, prima che comincia
mi pazienza la mia, Ehi, riguarda il paziello e dice le nuotami. Ma magari, quando uno passi che palla so, io già ti pazienza. Vai, Cicci, mani, mannazza. Ragione. Annazza, Ma ci volevano mannazza. su poche vite, no? Mannazza. Mannaggia, Cicci. Ma è venuto pazzo, Ma ragione. mannaggia, no, mannaggia, che devono basci, mannaggia, in senso lato, in senso lato. E là, tu dici mannazza, andiamo a vedere. Ma no, la dovete mettere là, Cicci, in senso lato significa che siccome tu sei l'arbitro della partita, aspettiamo il tuo via. Via. Via! Non ci capisco. Via. Via! Ehi, ma quanto è troppo, eh! Ma quando vi hanno cacciato a nessuno? Ma chi sto qua sapete che se ne cacciano anche le cane, no? Anzi, vieni vicino a me! Ma che cosa? Ma voi mi state che Ciccille Sant'Anastasia è solo chilometri ci mi ha affezionato un piccirielleri? Ma voi lo sapete che è Ciccille Sant'Anastasia, no? Ma dici, Cicci? Ma tu puoi sapere che è Ciccille Sant'Anastasia? Ehi, chi è? Ma perché non lo sai che è Ciccille Sant'Anastasia? Ma chi si, Cicci? Chi si? Chi è? La vedrà, Che sei? Cambia. Volevo chi la ricci. lo faccio. Fall'arco, fall'arco. Ha cominciato a tirare uscire un raggiunto, che come avete visto, stanno poco nervosi. Ma ci facciamo due salati. Così. Vai, vai. Vai. Chi sei con me prima io? Amore, se è come prima me ne vado però. Non sei un Ciccino, lo. Voglio. Anzi, ce l'hai con me proprio, ce l'hai. Allora, facciamo una cosa. Facciamo di ravvicino il cellulare, che come avete visto, tiene una forza di sopra. Mettetelo qui. Let's go, amore. I lancio sono tu, dai, ci sono scordi. Guarda se. Sono pochi imparici. Dai, dai! E quando si, questo tiro, sì, quando si... Che precisione! Che precisione! Ma io ti voglio dire solo una cosa. A te va bene, ci vanno 4 punti. In acciappolati tu. Io mi cominciato a preoccupare, fratello, così. No, Io mi no, cominciato a facciamo preoccupare. preoccupato quanto, pure voi vado a preoccupare. Se sta bruciando l'aria, le cose stanno proprio buone per questo santuario, eh? E poi, va. Cicci. Oi, Cicci, me la voco. volevo che vi... No, no, mi voco. Vo, che sei? Vieni. Ma tu vieni occhio, tu che posso recuperare sta partita. Tu vieni occhio, tu che posso recuperare sta Ma che partita. te tu? Faccio Vieni tutto. occhio, tu, così. O tu? Ma quanto mai? Io mi ha giocato pure a bolletta, buono a te. Mi ha giocato 2 e più over. Perché over le cose stanno proprio buone, di chi? Ma che stai dicendo? Io sto dicendo. Ma perché tu sei quella bulletto quello qui? Ma perché non sono io più forte a sto gioco? Io sono io più forte a Io sto che gioco. sono più forte. Ah. Ma io, tipo, prima siamo ronde, siamo un po'. Ma prima si esiste la maronna. Ma io però pazzi che maglia, ma un pazzo che maronnello. Dice a secco ma maronnello. Io che parlo tra me. Chi stai a maronnello, diciamo una Perché se cosa. rosso ancora che la buttaglia da scassarsi pesata. Ah, ma non è un centro lì. Ah, ma non è. Se un quintale di errori vi curva la schiena, non vi è né logica e né motivo di incolpare persone o elementi altrui, vicini o distanti. Bisogna sempre e solo ravvedere se stessi ed interrogare la propria coscienza, valutare il proprio operato e riconoscere il lato giusto da quello sbagliato. I fiori, che belli. Ora, dai. Magari. E chiaro! Pareva una strani. Ah, Cicci, Dai. magari. Ait, i fiori, che belli, ha città di i fiori, che era uno che capisce. Che sai, ci capi? E poi, cari. E poi trovo che... Poche roba misciate, Poi roba misciata. La roba mi scioglie a pagare lì, planca. Ma la roba mi scioglie. Sai, non ci capite Ma niente. guarda con le Fatte le fiori, non ci ricche. capite. Mamma di roio. Amore, E se sta buttando a terra. la maronnello. Ma prima si esiste la maronna. Una volta tu sei marunello. Oh, non dà la vittoria, dice, sto arrivando. Fammi dire a me, oh. Siamo a Runella esiste, non esiste. Ah, cavolo.
scusa, ma non è così. Poi, esiste, ma non è. E te sto dicendo che esiste. Ma io ti voglio dire solo una cosa. Se tu il prossimo tiro lo sbagli e io vado a segno, ci vinci la partita. E tu finisci con buffone, sì, ti fa sfottere tutto il paese. Io lo vado a panna fuori, che a casa sta brugliando e poi... Ma prima si esiste, ma non Prima è. si è stata con due samarone... Oh! Che mani sei. Ma che arriva a fa? Tu devi comunque andare a segno. Se esiste la maronella, ma vedrai sempre come va a finire sta storia. No, No. Aspetta, mi sposto, che tu sei pericoloso. prima si esiste, ma non è. No, Prima si esiste. Poi esiste, ma non è. Giù! E venuto il buffone, sì, giù! Ti fa sfottere tutto il paese! Pagliaccio! Che vittoria, mamma mia, che vittoria! E tu esisti. Tu esisti. Rimane per la sacchetta di tenere. Tu faccia a diventare come la peco, sto pensiero. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Oh, ragazzi, ma che stai facendo? Ma chi c'entra la maronella? La maronella non c'entra niente, ma che stai facendo? Che ti hanno fatto, maronna mia? Ma in un raggioso quello che senza senso. Che ti hanno fatto, maronella? Che ti hanno fatto? Ma falla per noi, al tuo pazzo sei tu. È un gesto, Un gesto che non va fare. Aveva ragione, un gesto che non gli va fare. Ah, ma non esiste, suo poco amica non esiste. Dice pure tu. È vero che non esiste. Io non so che pensare, sì. Sacci solo che era una cosa che non aveva fatto. Stato... E chiama pure tu. Tu, Cicillo. E sta specie voglio buttare in faccia a suo. Sta specie di guaglione l'hai ferito? Un piccolo l'hai ferito, che stai sacca così? E assistente prodigio che ti ha fatto sta signora sotto al sacco. Siamo rondi l'arco. Aussi che siamo rondi l'arco e che stai sacco, può capire? Non mi si male sporcato. Tu ti preoccupi di quello che pensi di tuo paese troppo che hai perso la partita. E non ti preoccupi di quello che hai fatto. Non ti preoccupi, lo contesamo. La maronella perdono, sì. Isso no, isso non fa papà. Cerchi scusa a sta mamma con bambino. E se no viene condannata a Raimondo Orsini. Cercali scusa, Orsini! Cercali scusa, Orsini! Il gioco, il voler supremo sugli altri, la rabbia, la prepotenza, le ingiurie, le guerre. Eppure i fiori sono così belli. Storia di una devozione d'amore sincero, storie grazie ricevute, scritta a rete in bandiera, storia che è nata per fede tra verso più mare,
a spallo tu sempre riporta a bandiera. Pronto a affrontare sto cammino di sti guaglione, che hanno giurata fede per te, che mai fornisce sto vento lontano, sotto la romante stella da regina, con mano tra una porta della città, fuori il balcone canna cortina, per fare calore a mamma che buona e bella, che campanare in te preghiera, e se sollata ogni dolore, mi si potesse da giuro, sta dividore potesse sanare, ma stui sei bello stesso e merita gloria, e tutto l'amore a te, i suoi vicini. Come si bella, la regina in trono coppa stusa, sta corona torna sti capille e riflette la luce linda storge che sotto i stelle. Oggi il giorno tuo, il giorno che sti guaglioni l'aspettano nanna sanno, sui cori da voto corsienza, lasciati in tanti che questa storia. Pochi da voto, una piccola cappella e mo sono centinaia, come succedette là, solo l'edicola motiva, oggi è diventato un santuario. Quel prodigio, identificato come il primo riconosciuto miracolo della Santa Vergine, che verrà intitolata proprio dell'Arco per via del luogo in cui era stata edificata quell'edicola con la sua immagine, nascerà una profonda devozione popolare. Migliaia di pellegrini inizieranno a recarsi lì e tutti noteranno quel volto ferito, un segno lasciato dalla rabbia di un giocatore di palla a maglio. Vi avevamo detto nell'introduzione della prima parte che vi avremmo raccontato di un'immagine viva e lo sarà per tutti gli anni a seguire. Ricorrente sarà un segno nei lunedì che seguivano la domenica della Santa Pasqua. Sì, sempre in quel lunedì. Si ricorda l'accaduto di Aurelia del Prete e tante grazie ricevute dai fedeli. Fedeli che sceglieranno proprio il lunedì in Albis come giorno da dedicare, spiritualmente e festosamente, alla Santa Vergine dell'Arco. E così verrà edificato un santuario nel luogo del prodigio, avvenuto il 6 aprile 1450. Un giorno di un 25 marzo, un domenicano resterà abbagliato dalla luce di tante stelle, apparse intorno all'immagine della Madonna. Le pareti del santuario si riempiranno di migliaia di ex voto, testimonianze dei tanti miracoli attribuiti dai fedeli alla Vergine. I sopravvissuti alle 2 guerre mondiali lasceranno lì reperti bellici. Malati inguaribili faranno dipingere il loro calvario su tavolette di legno, prima di riabbracciare la vita, grazie alle preghiere rivolte alla Vergine. Mamme ringrazieranno per la gioia di un figlio, ragazzi deporranno oggetti che testimonieranno la loro uscita dalla tossicodipendenza e perfino chi aveva abbracciato armi deporrà lì il proprio peccato, riconoscendo la misericordia e l'intercessione della Madonna dell'Arco. Un orizzonte nuovo, visto dal balcone della loro nuova vita. E allora vi raccontiamo quest'altra epoca, la nostra. Vi raccontiamo di Don Alberto Starace, uomo di malavita, un uomo che non ha mai accettato di incontrare Dio, la sua misericordia, l'amore e la purezza della Madre Maria, fino a che i mali del suo operato non travolgeranno la sua anima, la sua coscienza, la sua stessa esistenza. E allora la Madonna dell'Arco si mostrerà ancora una volta viva. Va! Erano tutti colpi visto. A casa cambia intimidazione, l'armi fanno forte e chi te ne paura, pure vivo si sente morto. Questo fa tanto qui a questa società,
O volesse fare tanto capire a papà mio. A chi è un boss. Tutto è deciso. Pure se è arrivato un momento di mi sentire. Quasi quasi la lascia sta terra. In una maniera nata lontana torno. E me ne vado con la fantasia. O dal terzo binario. Destinazione. Andare via. Destinazione, una vita nuova, una realtà. Siamo a cominciare, se torna a sparare. Lo Signore amato di cielo, la ringraziamo la stessa stima, l'occasione bene da fare sangue amore. Luce cagnata di sta realtà. So, Enzo mi sente. Enzo, a me mi interessa sapere solo se è una cosa la nostra. Ci azzecchiamo noi mezzo a sta vicino. Come è potuto essere vicino? Come è potuto succedere? Don Alberto, Aspetta un attimo, dice da te. voglio una ragazza. A Gianca? A Gianca. E che è a Gianca? A Gianca. A macelleria? A Dice macelleria. a Gianca. E poi? Lo faccio sapere. Poi faccio dopo. Lo faccio sapere. Che resti, tu sai già? Sapere. Entrare, salire. Allora, si ma come parla? È meglio capitare per si chiamano i numeri in da casa. Bastanello! Bastanello, dite sapere. Sì, mi interessa sapere se siamo in mezzo a sta cosa. Vicino, come è potuto essere? Buonasera, nonno Alberto! Vi ho portato uno spezzo di carne! Aspetta un attimo, vicino. Basta lì, Enzo pazienza, appoggiami un attimo là dentro. Enzo, hai capito? Ci azzecchiamo noi in mezzo, vicino. Come è potuto essere? Come è potuto Nonno succedere? Alberto! Vi ho portato uno spezzo di carne! Aspetta un attimo. Appoggiami un attimo là dentro. Non sto un attimo a te. Già. Vi ho portato uno spezzo di carne! Aspetta un attimo. Nonno, la carne! La carne? La carne! La carne non si capisce, ma che vuoi? La mazzetta, non è vero! Senti, aspetta un attimo, vicino. Ti, ma sei buono una settimana, c'è una settimana che tra, se va. Ehi, è venuto a portare la spesa, voglio andare alla macelleria. Sei per... Aspetta, che posso dire la spesa? Aspetta, ma che fa? Mi chiama a sette, ti porta la spesa. Scusate, nonno E Alberto! te cavolo! Scusate! Ah, Fugli sta a posto! tutto a posto. E dici mucchia nanducci! Non ti preoccupare. Mucchia! Non ti preoccupare. Mucchia! Stai sicuro, Enzo? Mucchia! Non è che dici papà, Buonasera, buonasera! Vicino, ti stai dicendo? Allora, innanzitutto stai con il telefono nostro, vicino. Posso parlare? Come è potuto succedere questa cosa, Enzo? Non è possibile che venga fuori, vicino. Non è possibile. Ma chi voleva spendere in casa? Questa è una cosa che viene a messa a noi, vicino. Sì, perché la messa idea che è potuto essere. Davide Sorrentino. Sto sospettando una vita che avevo più costo mio. Ma una cosa vicino. Mandala a chiamare. E farlo venire da casa mia. Oh, un caffè. Un caffè. Ma da me manca un pomeriggio. Ma visto? Ma faccio pigliare tutto su un caffè. Io se mi vedi solo di caffè. Ma come c'è una TikTok. E oggi è inventato di TikTok. Ma poi dopo a TikTok che certi video, certi femmine, tutto abbuffate, ti mussa così tanto. Ma non è vero di marito. Devono fare i follower. Per me, li fanno pure il corno vero. Che è permesso? Che è permesso? Prego, potete assaggiare. Buonasera. Buonasera. Ah, che rito, non ci capisco. Potete assaggiare. Che significa? Assaggiare è il contrario di scendere. Ma in che senso? Assaggiare, tu conosci assaggiare? No. È il contrario, scendere, si dice assaggiare. Che significa? Che significa? Assaggiare è il contrario di scendere, si dice assaggiare. Hai capito qualcosa? Niente. E manchi. Ma non faticavo prima tu in Australia. A Torre Annunziata. Ora annunziato. Devi la bandiera a mano, devi. Ti sul caffè. È pronto, è pronto. Già, anzi, Caterina, ma Davide Sorrentino.
Buonasera, vabbè. E invece l'hai preparato un caffè a Davide Sorrento? Bisogna andare a preparare. Mangi un bel caffè dolce. Va bene, dolce. Si addolcisce un po' che è una. Mamma un bello caffè amaro, un picchio amaro. Caffè dolce, pronto. Caffè dolce. Dolce. E come la dici qua? Amaro. E tu come hai fatto? Dolce. E ma che stai sopra? Io. Lo pigli tu. Perché il caffè lo pigli amaro. Cade, mi devi muovere questo caffè, eh? bene. Facciamo parlare un attimo con questo. Bello caffè amaro. Caffè amaro, pronto. Ma come amaro, cade? Ma chi comanda? Tu. E come te l'hai cercato un caffè? Dolce. E tu come l'hai fatto? Amaro. E che se mangi sopra? Oh, PD. E figlia della, mi devi muovere a farsi un caffè, eh? Vuoi che caffè amaro volessi? Dolce a destra. Caffè dolce, pronto. Una tavola di caffè dolce. E come la dici qua? Aiù, mi dai spaziare. Io mi lascio un caffè qua, un zucchero, mi dai quello, il monevato. E rimetti che non lasciamo il sattino. E rimetti che non lasciamo il sattino. Se non ti veniamo a noi. Ma ci siamo lo pisacà. Ma ti sai credere che la notizia non arriva. E sono certo che sei stato tu, secondo te. Ma chi poteva essere sino a tu? Sei stato tu, secondo te. E che eravamo aspettati qua, vabbè. Ho permesso tu. Tu stai qua. In un grande appartamento. Con conforto, con cameriere, con giardino. E sai ci stiamo noi. E noi sappiamo quello che succede. I tempi cambiano, vabbè. E tante cose. Quando mangiamo presso tempo. E chi fosse quello che volesse cambiare cose? Tu? Che se una cosa sa da fare, non sa da fare, lancia da scicri. Ci siamo spiegati. Dai. Vabbè. Siamo diventati una famiglia rossa. E oggi questa famiglia cominciano a crescere, a mettere l'osso. Ma come può pensare che ognuno si accontenta nella piscina, mentre uno solo si mangia un panino? Non funziona più così, vabbè. Come funziona? Funziona che la cervella ci mettiamo noi. Tu? Beh, così fatta rossa. La famiglia è cresciuta, pure tu sei cresciuto. Ma tu sei cresciuto sulle cosce, perché sono lì. Per certe cose ci vuole la mente. E tu sei nato senza cervello. Hai capito? Ma tu puoi mai pensare che tutti vogliono che cercano alla fantasia possono solo prendere i nostri? Mi sono nato senza mente. Ma non tutti hanno questa capacità di mettere al mondo figli sani di cervello. Come dici tu? Ma spiegati meglio, che vuoi dire? In certi casi quando ci voglio pure gente che non rivale rispetto. Sarebbe? E che tenga di spiegare, tenga di spiegare. Sai che succede? Che succede? Chiama che tu mi cani. E me ne sa che tu puoi che tu metti a te giù. E la strada tutto oscura, la conosci? Un weekend è qui. Bravo. Ma capite che non voglio? Su. Abbandonato. Una siringa a mano. Appena asciutta l'inda e prima. Steve male. Come steve male. Il tatellanterra con mano 5. Il tatellanterra con mano barbone. E beh, che volesse dire che sta scena dai miei così. Che volesse dire? Se tu devi fare sta vita, un po' di coscienza la mettere da parte. Hai capito? Se è impietosito da fatta pietà, guaglione da fatta me. Sì. Almeno poco mi ha fatto bene. Anzi, mi ha fatto bene assai. Hai visto il coro, Davide? Ah, dimenticavo, vabbè. Dici? Il guaglione Eh, era Nanduccio. Era tuo figlio. ma tu che stai dicendo? Ma stai pazzando, Buon Davide? Roberto, dammi l'appoggio, aspetta! Ma io non vedi che stiamo parlando. E tu non vedi che sto faticando? Ognuno è capo un mestiere suo! E potessi mai passare a fare una cosa che sta bene. Ma tu che stai? O pisa che se la potuto una piazza, per punto le sue stai facendo troppo profitto. Ma tu ci sei arrivato, vabbè, ti sei fatto ricchi. È arrivato un momento di riposare. È arrivato un momento di trovare la piazza. Prima che qualcuno leva la piazza a te. E sarà bene quel che finisce bene.
Per il bene di tutti. Per il bene di tutti, capito? Per il bene di tutti. Vuoi che patacca svizzera che me ne torna a pezzo? Sarà una papà di cozze che non sa ricorda nemmeno come si chiama. Carino, fattrici una cosa. Tu non l'era fatta ieri. Tu non l'era fatta ieri. Nanduccio, figlio mio si droga, ma è possibile, ma la stronzata che non passare? Non è possibile, ma la stronzata. Ehi papà, buongiorno. È meglio non uscire perché sta vista troppo non portare. Papà. Ehi, tutto a posto. Papà, ma non sai come devi, ti sento buono. Ti domanda a me come mi senti? E tu come ti senti? Tu come ti senti? Hai bisogno di soldi, Ricci? Hai bisogno di soldi, ma tu? Hai bisogno di soldi. Dimmi che fantasia, che non è vero! Ma pure a te ne serve a muzzicare. Guardami in da luce senza scivolare. E levami questo pensiero a capo. Dimmi sta verità di tu. Dimmi sta verità di meglio vero. La sera qua amico mi ricette fare è bene e la grida è bene ma fazzai e non mi ho domandato perché succede perché la risposta vera non ci sta forse la colpa è pure la vostra e te mamma perché ha dovuto senza fermare non mi vedo, non mi rispettate, erate sempre che le cavole, ma non t'ho trovato in dei momenti, a dove si bevano anche le salvezze. È vero, forse hai ragione, ma mi fate il corso appresso tempo, tanto tu rimane senza stile. Vieni vicino a me, metto del cine con me quanti ne vincerino! Come tanto tempo fa! Sì, è vero. Abbiamo sbagliato tutta la vita nostra. Cerchiamo di andare insieme a salvare tu. Cerchiamo una via nuova. E giuro che la portata dove sei la luce a tampagliare. Che pure che il buco cavallo bazzuto ti prende appresso a questa società. Lo giuro a papà. Tanto tutte e due a magagnare. Tutto il mondo a magagnare, tutto il mondo. Lo prometto, papà, i cani. Ma pure
questa vita. Questa vita voglio abbandonare. È la cosa che voglio fare. Non voglio fare per te, da tu. Solo per te non voglio fare, solo per te. Papà, tu voglio bene! Ora due fogli, complice il vento, tremano al sole come verdi fiammelle. La figlia, le foglie, la fiamma, il vento che soffia a quei taci, la figlia, la fiamma, la fiamma rabbiosa che brucia e si spegne, l'amore, la vita, l'ingrato uragano travolge e scompare, la figlia, l'amore, le foglie, la vita. Spezzano, cambiano sta vita. Tu non sei malamente, io lo so, ti vedo, ti sento, non fai peccati, amo. Chiudi sti pagine stupide, o t'ho passato in vano un braccio mio. Signor, ma non ti conosco. Signor, ma non è giusto, come si conosce? Però è tanto bello che mi mando tutto. È tanto bello che mi sentivo là in cielo. Mi facendo una rinta una stella d'oro. Mi facendo un bisotto ad un accessorio. Se un quintale di errori ti curva la schiena, se ti hanno costretto a passare dentro la cruna, ti toglierò alla notte e con le mie foglie tu cambierai, come un giunco ti rialzerai, come un giunco ti rialzerai, ti rialzerai, ti rialzerai. Sono come un fuoco per queste parole. Mi fanno soffrire, mi fanno sudare. Mi fanno una lontana. Mi senti che il mio cuore canta. Mi senti che qualcosa che interviene. Non me lasci male che non sacci. Ti senti la spalla e il cuore che mi abbraccia. Signor, non vogliamo. Signor, non vogliamo stare nato un poco, signor. Nato un poco, signor. Nato un poco, signor. Nato un poco, signor. Nato un poco. Nato un poco, signor.
sarà. Prego, potete salire. Buonasera, Cati. Buonasera, Raffaele. Parla bene, ci sta? Oh, ma non ci sta. Ah, c'è rompere un ghiaccio. Rompere un ghiaccio, Raffaele. Significa. Cosa nostra, Cati? Ah, c'è rompere un ghiaccio. Ci sta o non ci sta, non bene. Oh, ma non ci sta. Ah, ci visto una brutta faccia. È capace che sei aiutato a buccare un po', Raffaele. Va a chiamare. Ma che Su, va a chiamare su. No. Fino. Lascia stare, sennò poi non si sente pure. Raffaele, ma che è successo? La da sapere, Cati, la da sapere, valla a chiamare. Subito, valla a chiamare. Raffaele, sto Valla a chiamare. No, Cati. Fino, Cati, non darete. Lascia stare, non darete. Raffaele, ma se posso sapere che è successo? Ah, c'è rompere un ghiaccio. Raffaele, ma che significa c'è rompere un ghiaccio? Tu dica a te, Cati. Dici. Vuoi sapere che è successo? Parla, Raffaele, dici! Davide Sorrentini si è armato. Si è doppia l'arma e non la nascondi. Un sangraculo. E a che che ci capito, può fare fuori la donna bene. Addirittura. Ho vinto posto su. Madonna mia. Tu mi fai questo piacere qua. Tu non li fai lavorare qua, è chiaro? È più famoso. Non li fai lavorare qua. Raffaele, non lo faccio povero, tu giù. Ehi, Cati. Poi, Raffaele, che fai che si fa? Fa una cosa. Un tempo che vado a pigliare un attimo le sigarette, mangi un bello caffè a Raffaele. Va buono, un attimo da baccare. No, non dietro da baccare. Perché non c'è da baccare? Lascia pigliare la solmaria e sigarette. È morto da baccare. Morto da baccare. È morto da baccare. È morto da baccare. È morto da baccare. E come è morto su da baccare? Ma come è morto? S'ha puzzicato un mus. È muzzicato un musso e mu. Sì, s'ha puzzicato. E che te ne vedi? È avvelenato, te ne ma che stai Ma dicendo? che ne sai? Io me ne vado, ma mi ridavello voi. Era meglio che non faceva sentire. Era meglio che non faceva sentire. Ma sembra pesi un po'. Che è successo, Raffaele? Lasciamo pigliare in giro. Vabbè, torna bene. Già. Nessuno alla di casa mia. Davide Sorrentini si è armato. E a che che ci capito. Ho posto tu. Me lo fa fuori. Basta parola vostra però, e lo giurimmo sto cielo. Sarà una spedizione a norme e scienze. C'è officina. Ma guarda, se tu lo cerchi che la parola mia, tu sta coscienza mia non trova pace. Lo segnami la fede. Lo segnami Serrano, segnami il voce. La parola mia ce l'ha girata una signora. A uno che senza la mia porta è trasuto il capo. E mi ha fatto capire qual è la verità. Mi ha fatto capire qual è la verità. E non è quello che decidi di fare. Perché sta? Va. Tu, o Sorrentino, lasciate quello che volete. Capisci anche che Sorrentino. Lascia la strada. Ma ti c'è che sono strade che non sporco. Ma quello che vuoi tu, Raffaele? Scegli d'arte, Raffaele. Giuro tutto è fatto, Raffaele. Anzi, che lascia aperta una sola. E dato stanno in strada lo sicuro. Perché in strada lo sicuro, Raffaele. Sono infinite. Sono infinite. Scelta. La vita è un dono prezioso che il mio buon figlio ha donato sacrificando la sua stessa all'intera umanità. È preziosa la tua, quella di tuo figlio, quella degli altri. Va difesa, onorata e rispettata quella di tutta la società. Oggi il regalo lo hai fatto a me. Mi hai reso una mamma felice. Sarà che è il giorno della mia festa. Sai, oggi tutti i miei amati figli mi dedicano un pensiero, un ringraziamento, uno sfogo, una preghiera. Aspetto pure te, vestiti di bianco, segno che abbandoni definitivamente quella vita nera. Ti chiedi ancora chi sono, dove sarò andata.
Girati, sono dietro di te, come lo sono sempre stata, come lo sarò sempre, in tutti i momenti della tua vita. Non squille trombe scende sta città, è storia magica, e quasi ogni luna se ne va, areta una nuvole e pasca già, mi metto a maglia tua per te portare, con me chi stanno, mi porto cuore tuoi oggi con me. Tinta stivanno, tinta stanno. Fuglietta ma non è così ci cammino, si mi tiri la carindo cuore tenere, come mamma, come forza per combattere, tenere solo a te per poter vincere, per consolo dolore che sti lacrime, per superare il momento più difficile, per rafforzare sta fede si ci capita, oggi non ci sta più chi deve parlare, dove cavallini che la femmina, l'orgoglio di tutto sto quartiere, oggi padrina è una bandiera, per dare speranza che la grazia per bisogno, a bere scamo oggi per il mante, aiutici, aiutici. Do 1933 giurai amore a te, parrone e fasce rosse e blu erano sempre più la mamma di Gesù. Fuglienta ma non è così ci chiamano, chi la carindo cuore tenere, come mamma, come forza per combattere, tenere solo a te per poter vincere. Solo dolore che sti lacrime, per superare il momento più difficile, per rafforzare sta fede si ci capita, che oggi non ci sta più chi deve parlare, dove cavallini che la femmina, l'orgoglio di tutto sto quartiere, oggi padrina è una bandiera, per dare speranza che la grazia per bisogno, a bere scamo oggi per il mante, aiutici, aiutici. Fuiente perché volevi essere all'espressione sta giornata e l'amore che si prova per una mamma che i pensieri hanno affidato. Fuiente perché insieme ci sentivamo una famiglia, c'era mamma non conata e non esiste peggio o meglio. Fuiente figlia è una storia nata tanto tempo fa, che soltanto una disgrazia e gli anni tristi che la pandemia facevano fermare. Fuiente che guardavano la bandiera dove sono state assai legate, portate in processione ripartite e nata a squadra. Fuiente che hanno perso a chi lo frate, che spesso in suono a troppo il loro aiuto, dicendo a tutti quanti ripartimmo nata volta, a rapida associazione, perché resta per l'eterno non fuiente lo perrone. Fuiente che così si vogliono ricordare, o pozzettero soprannome sto guaglione. Fuiente che suonisce in preghiera e pellegrini vanno a bere a cercare grazia a Maronnella per una signora che combatte contro il male. Fuiente, ci chiamano così, se non tiene a Maronnella ringo fuori, forse non ce può capire. Questi ragazzi che ci hanno messo in pochissimo tempo tutta la devozione, innanzitutto perché siamo tutti devoti, e il cuore per questa mamma che tanto amiamo. Luca Semplice, Anna Borrelli, colei che ha fatto sì che io iniziassi a raccontare
della potenza di questa grande madre. Sua potenza io l'ho vissuta sulla mia pelle con lei. Lei è Maria Santoro, mia figlia, la bambina di Stavassana Amaretto. Poi abbiamo Jenny Santoro, l'altro mio figlio, il mio primo figlio, Francesco Santoro, l'ultimo mio nipotino, Diego Santoro, e poi abbiamo lui, Pino Santoro Junior. Lui veramente si chiama Pino come me. Spero di trasmettergli tutto quello che ho dentro, tutto l'amore che ho per questa mamma, anche a lui, come ho fatto con loro, con i miei figli, come voi fate con i vostri figli, perché questa devozione non andrà mai finita. La nostra mamma la dobbiamo portare sempre avanti. In un mondo difficile dobbiamo capire e far capire che bisogna credere, che credere è una soluzione. Grazie a tutti quanti voi per essere stati presenti, attenti. Grazie al santuario, a tutto lo staff del santuario, ma innanzitutto al priore e a tutti i domenicani e poi a tutti i suoi delegati, al comune di Sant'Anastasia. Ecco qua il priore. Allora Pino, vorrei ringraziarti per questa opportunità che ci hai dato. Vedi che tuo nipotino, dove sta Pino? Vieni qua. Questo ti supererà, veramente bravissimo. È bello che ci sia questa famiglia che ti ha seguito in questo spirito artistico, però come tu spesso sottolinei è uno spirito di fede innanzitutto che ti anima. Questo è molto bello. Ne avrai tantissime immagini della Madonna, però oggi te ne regaliamo un'altra in ricordo di questo momento che ci hai fatto vivere. Va bene? Grazie. La mamma vostra. Grazie al priore, a tutti i domenicani, l'amministrazione comunale di Sant'Anastasia. Facciamo un grosso applauso per la sicurezza, la polizia municipale, il comando della polizia, i carabinieri, la protezione civile, e con amore alla nostra mamma dell'arte. E un applauso a tutte le associazioni, tutte quante. Portiamo avanti questo credo. L'amore di Maria è infinito, la sua devozione mai dovrà finire. Grazie a tutti quanti. Viva Maria!